Siamo in compagnia del presidente Santino Scilier. Allora, oggi presenterete la manifestazione di giorno 9 che parla di donare libri in buone condizioni per agevolare le famiglie meno bisognose. Come si articolerà la giornata della presentazione, quindi oggi 4 maggio, e quella del 9? Oggi sostanzialmente è un momento di presentazione della campagna nazionale delle ACLI, nessuno escluso, per combattere le disuguaglianze. Una serie di punti che come ACLI nazionale abbiamo voluto mettere nuovamente all'ordine del giorno un po' dell'agenda politica del Paese, rispolverandoli un po' e rimettendoli in evidenza. La prima cosa certamente quella che riguarda un reddito di inclusione sociale per i più poveri, ma anche tantissime altre proposte e tantissime altre, come dire, iniziative che a nostro avviso debbono stare dentro l'agenda politica per il rilancio di questo Paese. Poi in modo particolare noi abbiamo voluto contestualizzare la nostra iniziativa e quindi questa campagna pensando al tema delle disuguaglianze anche soprattutto a quelle culturali. Disuguaglianze non vuol dire soltanto chi ha il cibo e chi non ce l'ha, non vuol dire soltanto chi ha un lavoro e chi non ce l'ha, che già sappiamo che sono delle disuguaglianze importanti nel contesto sociale in cui viviamo, ma le disuguaglianze oggi sono anche quelle culturali e in modo particolare quelle che ci stanno più a cuore è il contrasto alle disuguaglianze culturali legate ai più piccoli, ai minori. Quindi abbiamo lanciato questa bella iniziativa che si terrà giorno 9 maggio in tutta la Sicilia, organizzata da tutte le ACLI provinciali, in modo particolare a Catania, di fronte alle librerie Cavallotto di Via Leonio e di Corso Sicilia, saranno allestiti dei banchetti per chiunque volesse donare un libro anche usato in buone condizioni, per chi volesse acquistarne uno nuovo, per chi vuole portare un astuccio di colori. Evidentemente abbiamo pensato anche di rivolgere un'attenzione particolare ai più piccoli, a quei minori che sono in particolari condizioni di disagio e di difficoltà e che probabilmente regalandogli anche qualche matita gli regaliamo contemporaneamente anche un sorriso per provare a colorare questa giornata anche con un disegno che poi è un disegno che traccia la speranza ancora che serve a questo paese e a questa città. I dati che presenterete oggi, riguardante sia la cultura che l'acquisto dei libri per poter movimentare anche le scuole e quant'altro, quanto sono preoccupanti? Sono molto preoccupanti perché in Sicilia ad esempio si stampano pochi libri, forse il 3% della produzione nazionale. Anche questo come dire, è un segnale di grande differenza rispetto ad altri contesti che interessano un po' il paese. Si stampano meno libri, ma si comprano meno libri, si legge poco. Allora anche lo scopo di questa iniziativa non è soltanto quella del dono, ma è anche quella della promuovere come dire, nuovamente quello che può essere il libro, la lettura, e in questo anche vogliamo impegnare i nostri volontari affinché comincino un percorso, un progetto, come dire, a disposizione delle comunità locali, che può avvicinare alla lettura anche i più piccoli, dedicandogli anche a loro delle ore di lettura che può affascinarli e che può interessarli. Quindi il dono da un lato, ma dall'altro lato anche la promozione del libro e della lettura. Tra Catania, Palermo e Messina, i tre capoluoghi principali della Sicilia, qual è quello che desta più preoccupazione? Quello che desta più preoccupazione è sicuramente Messina. Catania vive, nonostante i numeri rispetto allo scenario nazionale sono quelli che dicevamo poc'anzi, come dire, sono numeri che ci lasciano non poche preoccupazioni rispetto all'ambito culturale, all'ambito cultura, ma anche lettura e quindi libri. E dietro c'è Palermo. Catania è quello che dà da questo punto di vista più risposte, è un po' più reattivo, ma siamo ancora molto molto indietro, così come lo è la Sicilia e la Calabria nel contesto nazionale. In questi giorni di anticipazione della presentazione della manifestazione che avverrà il 9 maggio, avete già ricevuto delle risposte da quelli che saranno i donatori o ancora Abbiamo no? ricevuto delle risposte molto interessanti che sono per noi, come dire, anche di buon auspicio per l'iniziativa programmata per il 9. Soprattutto risposte che sono arrivate già da diverse librerie che hanno deciso di donare tanti colli di libri per la nostra campagna, e certamente anche dai molti volontari e le tante persone che frequentano i nostri circoli, le nostre sedi, hanno già, come dire, prestato particolare attenzione a questa nuova cultura del dono, questa cultura del donare un libro, un qualcosa, un colore, un album da disegno che soprattutto verrà donato poi a sua volta ai bambini. Ha prestato particolare interesse e abbiamo riscontrato
nella comunità catanese e nelle comunità anche degli altri comuni, perché non dimentichiamo che la raccolta si effettuerà a Catania ma anche in tutti i circoli della nostra provincia, anche nelle parrocchie. Certamente abbiamo riscontrato una buona attenzione, e per noi questo è un significato, come dire, anche di grande fiducia che i cittadini hanno nella nostra organizzazione ma anche nel progetto del Banco Culturale. Durante il periodo estivo, anche in previsione dell'inizio delle scuole, ci saranno altre manifestazioni del genere? Intanto questa è la prima iniziativa del Banco Culturale delle Acri Siciliane, lo presenteremo oggi. Certamente vorremmo molto lavorare in raccordo con le scuole, con le parrocchie e con i servizi sociali dei diversi comuni, e sicuramente immaginiamo di replicare questa iniziativa con una cadenza probabilmente annuale, ma lasciare aperto, come dire, uno sportello, uno spazio del Banco Culturale nelle nostre sedi delle Acri durante tutto l'anno, per noi, come dire, vuol dire alimentare la cultura del dono e la cultura anche del donare il libro in qualsiasi momento presso le nostre sedi. Allora le lascio fare il suo appello per giorno 9. Vi invitiamo a donare a giorno 9, a donare un libro, una matita, un colore, un qualcosa che possa rendere felice soprattutto un bambino che può in quel giorno pensare di avere particolare attenzione verso qualcosa che probabilmente noi diamo per scontato, ma scontato non è. Oggi noi immaginiamo che chiunque abbia un colore spesso tra le dita, soprattutto i più piccoli, ma questo non è una cosa che capita spessissimo in questa città, soprattutto in alcune fasce di popolazione.